Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. La prima domanda che vi propongo quest'oggi è la seguente. Avete già visto il video che ho pubblicato qualche giorno fa? Perché quel video, pubblicato sempre qui su Mattoscacco, trattava dei consigli che adesso continuiamo a sviluppare. Quindi consigli pratici che si possono verificare durante le partite di giocatori amatoriali. La prima considerazione, il nostro punto di partenza di questo video è la seguente posizione, quindi tipico sviluppo del bianco. Il bianco gioca in modo molto solido creando la sua piccola piramide lì al centro della scacchiera. I due cavalli sono stati sviluppati e anche gli alfieri hanno senso, quindi il bianco qui è ben contento perché ha sviluppato tutti i pezzi nella migliore maniera, non gli resta altro che arroccare e a quel punto ha creato, diciamo che ha superato tutti i suoi piccoli obiettivi dell'apertura. Una attenzione particolare potrebbe averla un alfiere e quindi la prima domanda, o meglio la seconda domanda di questo video potrebbe essere: quale tra i due alfieri è migliore? Qualcuno potrebbe dire questo perché punta il re avversario e fino a lì sono d'accordo. Qualcun altro potrebbe dire beh, senz'altro questo perché controlla case centrali e punta lungo questa diagonale il lato di donna. Ok, anche questa risposta è molto interessante. Sicuramente l'alfiere migliore è questo qui, questo che ho colorato, questo alfiere di case chiare. Per quale motivo? Perché la maggior parte dei pedoni che abbiamo all'interno della scacchiera sono tutti sul colore opposto. Questo significa che quell'alfiere potrebbe muoversi con più facilità all'interno della scacchiera. Altro dettaglio che vi dico è il seguente: quest'alfiere è vero che è abbastanza forte, però sarebbe sicuramente molto forte in questa casa, ma lo sarebbe di meno se si trovasse su altre diagonali. Per quale motivo questa è la casa migliore? Perché adesso, come vedete, queste frecce fanno capire che quest'alfiere in quella casa con questa struttura pedonale può spaziare e giocare facilmente a destra e a sinistra. Continuiamo, cerchiamo di scovare tutti gli errori possibili. In questa posizione dico che alfiere per cavallo, che sembra essere una mossa fortissima perché togliamo un difensore al nostro avversario, e alla fine vi dico che è soltanto una mossa istintiva. Durante le vostre partite fate molta attenzione nel sviluppare, o meglio nel cambiare un vostro pezzo attivo per un pezzo non attivo. Soprattutto cambiare con facilità un alfiere quando siamo in presenza di un'inchiodatura. Per quale motivo? Perché dato che lui è inchiodato, se proprio vorrò cambiarlo, magari lo faccio dopo. Magari lo faccio tra 2 mosse, tra 3 mosse, oppure non lo faccio, tanto questo cavallo da nessuna parte andrà. Vediamo un altro errore tipico, o comunque qualcosa di positivo. Ricordate che quando il vostro re è messo al sicuro e affrontate un re che non si trova in una posizione sicura, non dovete fare altro che puntarlo e aprire il centro della scacchiera. La strategia del nero ve la descrivo così: il nero ha giocato un fantastico fianchetto, però questa creazione del fantastico fianchetto, ammirabile senz'altro perché questo alfiere è potentissimo lungo la diagonale, purtroppo ha ritardato lo sviluppo del lato di re e di conseguenza questo re è rimasto lì un po' tra virgolette sciocco al centro della scacchiera. La strategia del bianco è facile: il bianco senza pensare molto deve pensare ok, cosa diceva il maestro Nicolò in quel video che ho visto lì su Mattoscacco? Ok, diceva che contro il re al centro dobbiamo aprire il centro, e allora questa qui è senz'altro la mossa più forte. Ok, ovviamente dovrete calcolare se è possibile, però l'apertura del centro contro un monarca che è rimasto lì al centro è sempre qualcosa di positivo. Vediamo un altro tipico sviluppo, comunque sia un pensiero che potrebbe fare al caso vostro durante le vostre partite. Abbiamo giocato poche mosse, abbiamo giocato un'apertura che prende il nome di Caro-Can di cambio, e qui vi dico che lo sviluppo più armonico dei pezzi del bianco
è il seguente, quindi l'alfiere lo posiziono su questa diagonale puntando potenzialmente la rocca avversario. Questa mossa non la gioco né adesso né dopo, perché potrebbe essere una mossa difficile da giocare che io consiglierei soltanto a giocatori esperti. Giocare questa mossa immediata prende il nome di attacco Panov dell'apertura Caro-Kann, però la consiglierei soltanto a giocatori esperti. A giocatori amatoriali consiglierei di giocare in modo così solido lì al centro della scacchiera e poi sviluppare il pezzo contro l'arrocco avversario. Questo cavallo chiaramente preparerà l'arrocco e siamo contenti, e poi creare armonia e appoggio tutto su questa casa. Come vedete, l'apertura della colonna centrale, che prende il nome di colonna semiaperta, potrebbe far venire in mente con facilità l'idea di portare una torre. E allora, durante il corso della partita mi metto lì, penso. Chiaramente mettersi così è la tipica postura di uno scacchista nel momento in cui gioca partite dal vivo, però su internet immaginate che voi fate così, vi guardano passa il gatto, vi guarda fare in questo modo e anche il gatto resterebbe parecchio sorpreso. Quindi trovati degli indizi all'interno della scacchiera, le colonne aperte vanno occupate con i pezzi pesanti. Qual è il miglior modo? Il modo più rapido: arrocco corto, piazzo la torre qui e poi imposterò la mia strategia sulla casa della colonna semiaperta controllata dal pedone e anche dalla torre. Vediamo un altro errore tipico. Ok, abbiamo questa situazione dove i cavalli che sono colorati all'interno della scacchiera sono molto belli da vedere, sembra che ho disegnato la bandiera dell'Italia, ma non è così. Allora, possiamo vedere che questo cavallo in C5 si trova in una condizione interessante. Si trova in avamposto, ossia un pezzo leggero difeso da un pedone in una casa debole avversaria. Questo è un cavallo potentissimo, potremmo dire che per chi magari conosce i Cavalieri dello Zodiaco, ok, questo cavallo è tipo Pegasus, quindi è così potente che dobbiamo pensare bene se vale la pena cambiarlo. A volte durante il corso della partita abbiamo sempre la possibilità di saltare, di impostare la nostra strategia, però a volte quando i nostri pezzi raggiungono case ideali, come in questo caso il cavallo in C5, potremmo anche fare considerazioni che vanno al di là del materiale. Diciamo che l'attenzione sulla casa D7, creando questo doppio che poi in realtà è un triplo, forse un quadruplo perché vogliamo togliere anche l'alfiere difensore, è molto affascinante, però a volte potrebbe essere più importante mantenere un pezzo leggero in una posizione forte e attiva piuttosto che prendere la qualità. Tra i due cavalli c'è una differenza sostanziale. Il primo, quello che prima era colorato di verde, come vedete può saltare e controlla 8 case della scacchiera perché si trova vicino al centro. I cavalli vanno portati vicino al centro. I cavalli laterali portati al bordo della scacchiera, come vedete, quasi sempre sono dominati. Purtroppo per questo cavallo H3 qualsiasi salto è tenuto sotto controllo dal nero. Quindi, se noi dobbiamo impostare la nostra strategia, prima di tutto devo pensare dove è meglio portare i miei pezzi e la risposta quasi sempre sarà la stessa: verso il centro della scacchiera, perché lì giocano meglio. Vediamo l'ultimo consiglio che vi do oggi. Magari potrei lanciare un concorso, cerchiamo di dare un nickname a Nicolò, vediamo Nicolò il saggio, il savio, il maestro, non so, il maestro Splinter delle tartarughe ninja o il grillo parlante. In questa posizione il consiglio che darei, io guardo questa posizione e dico ok, ciò che mi salta all'occhio sono questi due re. Il re del nero è già al sicuro, il re del bianco è ancora lì al centro della scacchiera. La mia priorità è cercare di dare a lui una sicurezza, quindi cavallo F3 e poi arrocco. Un errore tipico a volte, soprattutto a livello amatoriale, è, come dicevo prima, farsi prendere da quest'ansia, da questa pressione che abbiamo nel cercare di ottenere vantaggi immediati. Il giocatore amatoriale in questo percorso di crescita cerca sempre di
di vincere quanto prima, e quindi a volte considera mosse che potrebbero non essere quelle giuste. Tipo in questo caso giocare a 3 per fare B4, cercare di creare degli attacchi, in realtà non è assolutamente qualcosa di corretto, perché questo re è lì che guarda e dice: ciao, se tu attacchi lateralmente io resto al centro e poi mi attaccheranno tutti gli altri pezzi del nero. Ok, avete visto qualche altro consiglio? Questa videoserie di consigli pratici qui su Mattoscacco continuerà, e dunque ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!